Siamo nel Parco del Mincio alla terza edizione del BioBlitz, che è un evento che si svolge in contemporanea in diversi parchi della regione Lombardia. A Mantova il Parco del Mincio quest'anno lo svolge qui, che è la sponda del Lago di Mezzo, con 7 percorsi che si svolgono dal mattino alla sera su vari temi e con altrettanti esperti. Oggi in questo momento è in atto il percorso sulla macroinvertebrati d'acqua dolce. Nella mattina si sono svolti dei percorsi sulla flora e la fauna e sui nidi che ci sono in prossimità della città di rondini, rondoni e balestrucci. Nel pomeriggio si prosegue con le specie cosiddette aliene, con l'avifauna, e in serata con i rapaci notturni. In questa attività abbiamo registrato la collaborazione di 7 esperti, si svolge con il sostegno economico della regione Lombardia. Questa manifestazione, che è coordinata da Area Parchi e dal Parco Olio Sud, assume sempre più rilevanza, è un evento di partecipazione dei cittadini. A fine giornata sapremo quante sono le specie che sono state osservate. La cosa che sorprende i partecipanti è che anche in un ambiente urbano come un giardino, come in questo caso dove l'erba è anche appena stata tagliata, si conserva comunque una grandissima biodiversità e presenza di specie diverse. Qui in particolare abbiamo allestito una postazione in cui caratterizziamo i macroinvertebrati, quindi quegli organismi di qualche millimetro di lunghezza che conferiscono una certa qualità biologica alle acque e quindi in qualche modo ne valutiamo la biodiversità, l'abbondanza. Nel recente passato la qualità degli ambienti acquatici veniva principalmente investigata tramite analisi chimiche. Più recentemente si è scoperta l'importanza di valutare anche la biodiversità biologica, delle componenti biologiche, e la legislazione attuale prevede di analizzare le acque non solo in base a parametri come i nutrienti, i metalli pesanti, l'ossigeno e quant'altro, ma anche e soprattutto in base alla diversità dei pesci, delle piante acquatiche, degli insetti, dei macroinvertebrati e anche delle alghe microscopiche. Quindi i macroinvertebrati sono una di queste componenti e sono importanti perché sensibili in maniera differente a varie forme di inquinamento, quindi alcuni sono particolarmente tolleranti e quando questi organismi tolleranti sono abbondanti è un brutto segno, quando invece troviamo organismi rari molto sensibili, quello è un buon segno perché vuol dire che l'ambiente è in buono stato di conservazione.